che affrontare il problema della sicurezza senza aver subito un furto è sempre una cosa difficile, però d'altronde di fatto l'ombrello è meglio acquistarlo prima che piova, non dopo. E lo stesso vale il discorso dell'allarme, per questo noi diciamo sempre che prima è meglio che dopo. Ripeto il numero di telefono per il sopralluogo che è gratuito, il numero è 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Ora l'antifurto Dialogos è totalmente senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, di conseguenza anche se la casa è già stata costruita potete installarlo. Ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Un saluto a tutti. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Invece questa è la vita di Via Bellerio 41, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 963 di oggi, lunedì 24 marzo dell'anno del Signore 2024. Buonasera, 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 bentrovati. Buon lunedì, buon ultima settimana di marzo. Cazzarola, ragazzi, ma come è corso il tempo nel giro di pochi giorni? Uno non fa appena si gira, tac, eravamo con l'acqua, il freddo, e già la primavera, i sogni, le speranze e così via.
Voglio dare il buon lavoro al nostro Andrea che mi segue dall'alto della sua plancia comando delle nostre magiche onde. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e soprattutto fesso chi non lo legge radiolibertà.net, perché vi ricordo essere un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, ci sono gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Allora, sono le 18, 14 minuti e 30 secondi, avete ascoltato un pezzo di Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist del 1962, perché io vi dico la verità, quando viene questo periodo dell'anno comincio a sentire la primavera avanzata, il desiderio di primavera avanzata. Dici tu, ma è appena cominciata la primavera? Sì, lo so che è appena cominciata, però io ho questo desiderio di primavera avanzata, ho questo desiderio di cavalli da scaricare sulla strada, magari a riva di mare, chi lo sa, un po' come nel sorpasso. Sì, viene fuori insomma il Bruno Cortona che è dentro di me, il personaggio interpretato da Vittorio Gassman nel Sorpasso 1962, dove appunto Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri è parte integrante della colonna sonora insieme con Quando di Tony Renis. Orbene, io vi voglio ricordare anche che noi incrociamo al 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 029294 7222 se volete incrociare sul telefono questo magnifico strumento ideato da Antonio Meucci. Adesso però arriva lui, Andrea, preparalo pure, il diritto e rovescio del nostro Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Se sei pronto, se ce l'hai, possiamo andare tranquillamente. La Germania ha sempre tenuto ben tirato il cordone della borsa della spesa pubblica, evitando così di far crescere il debito statale. Lo ha fatto sinora per motivi storico-culturali. Non a caso il protestante Martin Lutero aveva denominato il debito con la stessa parola che significa peccato. Non solo. La Germania non poteva spendere molto di più di ciò che aveva in cassa perché glielo impediva espressamente la Costituzione. Adesso invece il futuro Premier Merz ha deciso di approvare la legge di modifica della Costituzione prima di insediarsi, cioè entro un mese, perché il governo futuro non avrà più i 2/3 dei voti che sono necessari per poter modificare la Costituzione. La Germania del resto cade a pezzi, ha 800 ponti a rischio, la sua rete autostradale è da rifare, le ferrovie sono messe male, mancano 200.000 alloggi popolari. Questa riforma della Costituzione quindi darà un colpo di frusta ad un paese depresso e in piena crisi. Si prevede infatti che il PIL di quest'anno dovrebbe salire del 2% contro il meno 0,3% dell'anno precedente. Hai capito i crucchi quando si tratta di spendere soldi a modo loro per quello che vogliono loro, improvvisamente gli passa quel ricordo nel DNA che li attanaglia da sempre e che ha attanagliato un intero continente, cioè quel ricordo dell'iperinflazione che colpì la Germania dopo la Grande Guerra nei primi anni della Repubblica di Weimar, quando la gente andava a fare la spesa con le carriole cariche di banconote da miliardi di marchi, perché un uovo costava un fantastiliardo di marchi e se al mattino era un fantastiliardo, la sera era arrivato già a 3. Questo tanto per dire. Per cui loro hanno sempre avuto questa remora verso il debito. Ora improvvisamente
Ale, champagne. Stasera ci stava pure questo a dirla tutta, a commentare il diritto e il rovescio di Pierluigi Magnaschi, senza mancargli di rispetto, sia chiaro, ma champagne per brindare a questo debito. Va bene, diamo un'occhiata alle agenzie. Purtroppo arrivano orrende notizie dall'Ucraina. L'ANSA, attacco aereo russo su Sumi, 74 feriti, tra cui 13 bambini. Colpite aree residenziali e infrastrutture, tra cui ospedali pediatrici, è la loro specialità. Il presidente al villaggio agricoltura Mattarella, inaccettabili i dazi, l'UE ha la forza per contrastarli. Ancora l'intervento a Roma, morta dopo una liposuzione, Simonetta Calfus deceduta per una grave sepsi. L'Ucraina, a Riyadh i colloqui di pace a porte chiuse tra USA e Russia. Trump vuole una tregua entro Pasqua, rispunta l'intesa sul grano, le rotte e gli scambi. Ancora, diamo un'occhiata pure alla BBC perché c'è molto fermento in Turchia, per la precisione, perché ci sono delle proteste per strada in piazza mentre io vi sto parlando e Erdogan ha definito i manifestanti come il male, e questo mentre si arriva al 6° giorno di proteste da parte dei cittadini. Ma adesso, se sei pronto, caro Andrea, andiamo con l'onorevole Bruzzone perché è il momento di Qui Parlamento. Vai pure. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. L'anno era il 1983, il disco è The Final Cut, l'ultimo disco dei Pink Floyd nella formazione con Roger Waters, che poi dopo l'uscita di questo vinile litigò con Gilmour e soci, se ne andò, ci furono poi tutta una serie di strascichi giudiziari. Spiace vedere questi signori arrivati ormai a 80 anni che continuano a litigare, a dirsene di tutti i colori, ma quello che resta è certamente un gran disco. Questo era Get Off Your Filthy Hands Off My Desert, giù le tue sporche mani dal mio deserto. E in particolare c'è un verso che dice: un giorno il generale Galtieri, che era il capo di quella dittatura da fogna che comandava in Argentina, responsabile di aver distrutto una generazione di giovani che erano solo colpevoli di voler utilizzare il loro cervello e la loro libertà, ha preso la Union Jack e Maggie, cioè la Thatcher, per tutta risposta gli ha preso un incrociatore. Qui si allude alla guerra delle Falkland, all'affondamento del General Belgrano, l'incrociatore della Marina argentina ad opera appunto della Marina britannica, e la guerra che pose fine a questa orribile dittatura. Oggi è il 24 di marzo, infatti, e noi vogliamo fare memoria della dittatura argentina, di quello che ha devastato un nobile paese tra il 1976 e il 1983, e ho il piacere di farlo con una persona che ci mette il cuore da sempre, e anche per questo ha la mia ammirazione, e torna in questa trasmissione. Mi fa molto piacere che lei sia di nuovo nostra gradita ospite, perché la preside pittrice, ma è anche una giornalista freelance di Repubblica, è Anna Maria De Luca, che ringrazio del suo tempo e della sua cortesia, e che quest'oggi ha tenuto presso il Dipartimento di Design e Architettura dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria una conversazione insieme all'avvocato Giancarlo Maniga, legale di parte civile nei processi sui desaparecidos italiani in Argentina, e che è stato anche lui ospite qui a Zoom, ha parlato di Angela Maria Ieta, eroina italiana, perché sì, la dittatura argentina non è una cosa che riguarda solo gli argentini, riguarda e anche molto il nostro paese e diciamo il suo ruolo in quegli anni così contorti. Anna Maria, bentornata e grazie del tuo tempo. Grazie, buonasera Antonino, buonasera a tutti gli ascoltatori, sempre un piacere. Grazie davvero. Senti, ma chi era Angela Maria Ieta, eroina italiana? Angela Maria Ieta era una bambina nata in Calabria, emigrata in Argentina con il padre all'inizio del secolo, quindi un tempo in cui la Calabria era molto povera e c'erano più emigranti che residenti, e una volta arrivata in Argentina si sposò con un altro italiano emigrato, mise su famiglia, 4 figli, il primo medico, il secondo divenne ministro della gioventù all'età di 23 anni
e anche gli altri erano impegnati politicamente e insomma la storia è un po' complicata, però per fare una sintesi, il secondo Dante Gullo fu molto famoso in Argentina perché fu la spina nel fianco della dittatura. Quando ci fu il golpe, che oggi appunto è l'anniversario, il 24 marzo del 76, riprese il partito, lo trasformò in un'organizzazione clandestina per combattere la dittatura e per questo la madre fu sequestrata e poi uccisa, buttata da un aereo nell'oceano, perché appunto cercavano tramite lei informazioni sul figlio e sui compagni del figlio. E grazie al suo silenzio molte persone sono rimaste vive e queste persone sono venute a Roma a testimoniare l'unico processo che c'è stato quando ancora in Argentina i processi non si potevano fare perché c'erano le amnistie, così come da noi con Togliatti, no? Sì. L'amnistia non si poteva fare e quindi questo processo ESMA, dove il governo italiano si è costituito parte civile, tra mille difficoltà che abbiamo ricordato oggi appunto l'Università di Reggio Calabria, perché non era un processo alla storia, è stato un processo a meccanismi, logiche ancora vivi e presenti all'epoca delle udienze, con ostacoli di ogni tipo e natura. Alla fine siamo riusciti ad ottenere gli ergastoli per i capi del regime militare per l'omicidio di Angela Maria. Quindi lei è considerata eroina della libertà in base alle testimonianze che sono uscite nel processo, che hanno raccontato la sua umanità anche nel centro di detenzione clandestina l'ESMA. Lei era l'unica che veniva chiamata per nome, mentre gli altri venivano chiamati con un numero, perché era la più grande, aveva 50 anni, mentre gli altri erano tutti ragazzi, ed era diventata un po' la madre di tutti, quella che consolava tutti, quella che aveva sempre una buona parola per tutti, quella che ancora credeva che finanche in un posto di disperazione come un lager, che questo era, ancora c'era la possibilità di poter fare del bene agli altri, no? Quindi questo tratto di umanità che lei ha mantenuto nonostante il dolore, le torture, le sevizie, tutto quello che succedeva lì, è il tratto fondamentale insomma che è emerso dai processi. Infatti c'è una piazza dedicata a lei a Buenos Aires, una scuola in Italia che io ho diretto fino a qualche anno fa e varie iniziative come questa di oggi. Quindi è una donna che ha combattuto per i diritti umani, era una casalinga, non era una donna impegnata pubblicamente, ma per amore del figlio è diventata donna politica, è stata tra le fondatrici delle Madri di Plaza de Mayo, è diventata anche lei una spina nel fianco della dittatura, ma per contingenze, per amore di mamma, che aveva una madre coraggio, non perché avesse fatto una scelta politica o partitica o perché avesse chissà quali inclinazioni pubbliche. È stata la vita l'ha portata su questa strada e io in Italia continuo a rappresentare la sua memoria perché è importante non dimenticare, è importante ricordare che perché lei è una donna forte, una donna del sud, una donna che si è trasferita in un paese straniero e invece di farsi i fatti suoi si è messa a combattere per la libertà di quel paese lasciandoci la pelle, quindi è un simbolo dei diritti umani oggi, sì. Anna, il 24 marzo del 1976 l'Argentina, che è un paese fratello dell'Italia, lo possiamo dire, diciamo, senza tema di smentita. Il 24 marzo del 76 l'Argentina ha perso l'innocenza. Che paese è diventato oggi? Cioè, Angela Maria Ieta lo riconoscerebbe questo paese? Come ci vivrebbe oggi, secondo te? No, ci vivrebbe male, così come vivono male i parenti rimasti. Purtroppo l'Argentina è un paese strano, come tutti i paesi latinoamericani hanno democrazie fragili, no? Loro sono passati dal colonialismo a tutta una serie di colpi di Stato, di dittature. È un paese molto anche difficile da capire per noi perché hanno anche delle categorie politiche diverse dalle nostre. Pensa al peronismo, che è un po' un contenitore dove c'è dentro di tutto, no? Sì. Quindi proprio sono logiche diverse dalle nostre logiche partitiche italiane. Però devo dire che nella storia argentina c'è anche molta responsabilità da parte nostra, perché come tu sai bene, cioè l'Italia, la sinistra in particolare, è scesa in piazza moltissime volte per il Vietnam,
ma mai una volta per l'Argentina. Eppure in Vietnam gli italiani erano pochissimi, mentre in Argentina erano tutti italiani. Perché alla fine è l'economia che domina la politica, perché il Partito Comunista Russo ha dato ordine al Partito Comunista Italiano di non parlare d'Argentina, perché i nazisti argentini erano i principali acquirenti del grano dei comunisti russi. Quindi quando si parla di queste contrapposizioni ideologiche, sinistra, destra, sinistra, dico sì, ok, però dalla mia esperienza personale parte della mia famiglia è stata uccisa perché a dominare realmente era l'economia, né la sinistra né la destra, ma l'economia, perché cioè, ti pare possibile che la sinistra non scenda in piazza per l'Argentina, scenda in piazza per il Vietnam? Appunto, è un controsenso che si fa ancora più atroce, perché poi diventa che non importa che quelli fossero gli ex gassatori degli ebrei o gli ex aguzzini degli internati militari in Germania, tanto per italiani in Germania, tanto per fare un esempio, l'importante era fare affari, perché tanto pecunia non olet. Senti, ma Esatto. nel 70... Dimmi. Sì, no, è proprio così. Quindi cioè, l'attenzione ai diritti umani non ha colore politico, nel senso che adesso si dice, sai, ci sono tante discussioni, la cultura è di sinistra, la cultura è di destra, cioè la cultura è chi è di cultura, che sia di sinistra, una persona di cultura a destra, a sinistra, e poi sia ignorante a destra e a sinistra. Però quando mi dicono i diritti umani sono di sinistra, dico non è vero, perché per l'Argentina la sinistra non ha mosso un dito quando poteva farlo, no? Cioè, i diritti umani sono di chi li agisce e di chi, e di chi li mette in pratica ogni giorno. Infatti. Senti, nel 73, durante c'era Aldo Moro ministro degli esteri quando c'è stato il golpe nel Cile di Pinochet, e lui però, già che c'era, ha segretamente avvertito l'ambasciatore italiano in Cile, dandogli l'ordine di aprire il più possibile le maglie per la concessione della cittadinanza italiana, per quindi cercare di far scappare quanta più gente possibile dal Cile di Pinochet. Che cosa abbiamo fatto noi per gli argentini 3 anni dopo? Ma per gli argentini non c'è stata nessuna via di salvezza neanche nella Chiesa, anzi c'erano Il i cardinale Laghi militari. giocava a tennis con Videla. Esatto, e considera che i militari che si alzavano in volo con l'aereo carico di prigionieri da lanciare giù nell'oceano venivano benedetti dai preti prima di innalzarsi in volo, no? Quindi insomma, no, l'Italia non ha aiutato per niente l'Argentina, né a livello diplomatico né a livello di Vaticano. Bergoglio, che all'epoca era a Piazza de Maso, ha aiutato molta gente sotto banco, sì. Lui ha fatto senza esporsi, ha aiutato moltissime persone, questo sicuramente. Però il governo italiano è stato assolutamente inerte, tranne Pertini, che provò ad organizzare una controrivoluzione. Infatti il figlio di Dante, il figlio minore, nel 79, al momento in cui la madre era sparita, non si sapeva dove, infatti era nella ESMA, ma all'epoca non si sapeva, Dante era in carcere, lui venne in Italia e venne da noi perché aveva appuntamento con Pertini, che all'epoca era presidente, che provò ad organizzare una controrivoluzione, cioè dall'Italia partirono delle persone per andare in Argentina ad aiutare questa lotta contro la dittatura, però quella fu un'iniziativa di Pertini, partigiano presidente, no? Che conosceva bene il dolore di quella gente, ma non fu un'iniziativa di un partito, fu della sua grandezza, della sua umanità di persona. Non ci fu Questa un storia movimento non è mai venuta politico che aiutò fuori, diciamo, con molta l'Argentina. forza. Sì. Questa Come? storia è davvero inedita, cioè non sapevo che Pertini avesse tentato un colpo di Stato contro la dittatura dei generali argentini. Pertini organizzò delle squadre di aiuto agli italiani che erano in Argentina, alcuni sono rimasti a vivere là, li ho anche conosciuti, alcuni sono rimasti anche a fare i volontari nell'ESMA, e mio cugino venne in Italia proprio per dare una mano ad organizzare questa cosa, però considera che appena arrivò in Argentina fu sequestrato e ucciso,
quindi poi non ho notizie di che cosa è successo dopo su questo fronte. Di sicuro ci ha provato, mentre non ci fu mai una mobilitazione di un intero partito, di un intero gruppo politico per l'Argentina, questo no. Però Pertini cercò di fare qualcosa, lui sì. Va a suo onore e a suo decoro. Anna, cosa resta dell'esempio di Angela Maria Ieta per noi e per gli argentini? Allora, per noi resta come dire, l'orgoglio di un'emigrazione positiva, perché quando si parla di emigrazione italiana noi abbiamo portato all'estero anche cose brutte, abbiamo portato la mafia, abbiamo portato la corruzione, questo si sa, però abbiamo portato anche cose belle. Angela Maria, attraverso di lei abbiamo esportato il valore nei diritti umani. Considera che in questo processo per ottenere giustizia il PM Caporale, un altro italiano, un altro calabrese, fu un uomo straordinario, insomma, nel fare il suo lavoro, mettendoci tutto il cuore, anzi lo saluto se non ascolto, per ottenere gli ergastoli. A capo della CONADEP, che era la commissione nominata da Alfonsín nell'83 quando ritornò più o meno la democrazia, questa commissione per indagare sui crimini di guerra a capo ebbe Ernesto Sabato, un altro italiano candidato al Nobel, quindi un'altra eccellenza. E Ernesto Sabato chiamò nella commissione mia cugina, la prima moglie di Dante, cioè del figlio di Angela Maria, e da lì che lavora ancora oggi nella segreteria dei diritti umani, e da lì siamo riusciti a trovare le testimonianze per capire dove era finita Angela, e così abbiamo scoperto che era stata sequestrata nella ESMA, che era la scuola di meccanica dell'Armata Argentina, e quindi insomma rimangono questi esempi di emigrazione positiva, di persone di valore che hanno portato alto il nome dell'Italia, Angela Maria, Ernesto Sabato, e rimane una grande lezione di umanità, cioè che anche in dittatura, anche nei momenti di prigionia, anche nei momenti dove sei nell'inferno, mai bisogna rinunciare alla propria umanità e alla capacità di credere che sempre possiamo fare qualcosa per qualcun altro, fosse anche una piccola cosa. Sì. Ce ne sono ancora di boia che la giustizia italiana non ha raggiunto, un po' come le cacce di Wiesenthal ai criminali nazisti? Riguardo l'Argentina? Sì. Abbiamo ancora un processo, ci sono ancora dei processi aperti, sono ancora dei processi in corso, perché tu considera che finanche Pribke stava in Argentina, no? Quindi sì. l'Argentina è stato luogo di rifugio di molti nazisti per tantissimo tempo. Poi pensa che durante i processi ancora la Triplice A era bella attiva, quindi non sono stati appunto processi facili. Di sicuro ci sono ancora persone che non hanno scontato le loro pene, ma è passato così tanto tempo e sono ormai talmente anziani che anche se dovessero essere condannati non verrebbe a poco, nel senso che ormai sono persone quasi vicine alla morte, che comunque hanno vissuto bene la loro vita, mentre nonostante abbiano ucciso tante persone. Considera 30.000 desaparecidos, ci fu un processo, quello per Angela Maria, Giovanni e Susanna Pegoraro, appunto l'ESMA, che poi fece da apripista ai processi in Argentina. Infatti. Poi bisogna anche chiedersi se può avere ancora senso la giustizia dopo tanti anni, no? Cioè quando una persona arriva a 90 anni, tu riesci ad accusarlo, ok, in carcere non va perché è troppo anziano, ok, viene condannato, ha un valore simbolico, un valore storico, però in realtà quella persona comunque ha vissuto tranquillamente la sua vita nonostante tutto il male che ha fatto. Quindi insomma c'è anche un tema, voglio dire, etico, cioè è assolutamente obbligatorio, doveroso perseguire questi delitti, ma quando le coperture durano per così tanti anni, per così tanto tempo, anche quando alla fine riesce ad ottenere giustizia, una giustizia amara, no? Perché è troppo tardiva, una giustizia, sì, che è bene che ci sia, però
non ti dà nessuna soddisfazione alla fine. È vero. Ma sai, io però mi ricordo più di 20 anni fa il processo a Prib, che mi ricordo questi signori di 60 anni, figli appunto dei morti delle Ardeatine, che gli dicevano tu hai ucciso mio padre, che tu sia maledetto. Cioè, il dolore, malgrado il tempo, non scema, e che noi purtroppo viviamo. Guarda, io guardavo stamattina l'Instagram di Gabriella Radice, che è una nota conduttrice della TV e della radio argentina. E lei postava le foto da Buenos Aires, davanti alla Casa Rosada, delle manifestazioni che si stanno facendo oggi, che tu ben conosci. E però, mentre lì tu vedi questa partecipazione enorme, il dolore davvero di un popolo, la memoria davvero di un popolo, io temo che in questo paese, dove il memoricidio è sport molto praticato, passato un determinato periodo di tempo, il dolore diventa solo una dimensione privata, è solo personale. Per questo ti dico, quando io guardavo questi che guardavano Prib e gli gridavano tu mi hai ammazzato mio padre, che tu sia maledetto, gente di 60 e più anni, mi rendevo conto di questa dimensione, cioè non apparteneva più a noi, ma non perché i parenti o i sopravvissuti ci avessero tolto quel dolore e quella memoria, ma perché è stata l'Italia a toglierselo e a dimenticarlo. Questa è la differenza, secondo me, tra quello che accade alla Plaza de Mayo e quello che accade nel nostro paese quando c'è comunque una commemorazione di un evento storico o di un dramma. Tu che dici? Ma gli eventi argentini sono eventi molto, molto recenti, no? Parliamo appunto di pochi decenni fa, quindi è un dolore vivo, un dolore. Oggi per esempio mio cugino, ho visto che ha postato su Facebook la foto della nonna, appunto Angela Maria, e dello zio uccisi, cioè dolori più recenti rispetto ai nostri. Mi riferisco alla seconda guerra mondiale, che per noi è molto più lontana, no? Come se il tempo un po' ci facesse perdere la dimensione della tragedia, del dolore. Infatti guarda quanto siamo vicini alla guerra oggi, no? Cioè noi siamo cresciuti, dico io e te siamo cresciuti in una generazione di pace, non c'è mai stato in Europa un periodo di pace lungo quanto quello che abbiamo vissuto noi, grazie a Dio, ok? Però questo forse ad alcuni ha fatto perdere la dimensione di che cosa sia la guerra, di quanto possa essere vicina, di quanto possa essere. Probabilmente in Argentina c'è una consapevolezza maggiore della nostra su questi temi, proprio perché loro ancora adesso stanno trovando nipoti rubati, sequestrati. Le nonne di Plaza de Mayo continuano con la banca del DNA a ritrovare questi nipoti che stanno continuando a cercare da decenni, che sono persone che ormai hanno 40 anni e che scoprono che i genitori che pensavano fossero i loro genitori in realtà non lo erano. Quindi è un dolore più recente che riguarda proprio la nostra generazione, cioè la nostra generazione in Argentina ha perso i nonni, ha perso i genitori. In Italia siamo un po' più, sono generazioni più in mezzo, diciamo, e quindi forse questo fa perdere quella dimensione del contatto reale con il dolore che invece là è più vivo, quindi probabilmente per questo è anche più sentita a Buenos Aires, in Argentina in generale, piuttosto che a Roma, la dimensione della, come dire, del dolore della scomparsa, no? Può essere che sia una questione di tempo, e spero che insomma che questo tempo non giochi a nostro sfavore, cioè, spero che il fatto di non ricordare più che cosa significhi non sia invece, come dire, un motivo per avvicinarci. Insomma, sono molto preoccupata per questa fase storica che stiamo vivendo. Anch'io ho detto tra noi. Senti, per concludere, faccio appello alla tua sensibilità di artista. Angela Maria Ieta che colore è? Azzurro. Perché? Ma guarda, davanti alla sua casa ci sono ancora le barche, la sua casa in Calabria, ci sono ancora le barche bianche e azzurre con i colori dell'Argentina. Lei è nata davanti al mare, quindi la immaginavo da bambina giocare sulla spiaggia
in un'epoca in cui già c'erano più migranti che residenti, no? Quindi era un destino un po' segnato, e poi è morta nell'oceano dall'altra parte del mondo, quindi l'azzurro è un po' il suo elemento naturale, è nata davanti all'acqua e poi nell'acqua è finita, e io spero ancora che gli antropologi forensi prima o poi possano ritrovare qualcosa di lei. Prima ancora gli antropologi sono al lavoro, ancora vengono fuori dei resti di persone. Qualche anno fa una suora di Roma, Suor Genevieve, che saluto se ci ascolta, una cara amica del Papa, è andata in Argentina al funerale della zia, che lei è suora, perché dopo 20 anni sono venute fuori le ossa della zia. Io spero che prima o poi possa esserci una sorta di funerale, o comunque un luogo per ricordarla, perché sai, non avere una tomba è una cosa anche difficile da raccontare, no? Infatti io mi sono dedicata molto alle vittime innocenti di mafie, alle persone che hanno subito ingiustizie, perché ce l'ho un po' nel sangue questa cosa, so che significa. Un luogo, i luoghi adesso quali sono? Sono la scuola che è dedicata a lei, ed è bene che i bambini che entrano in quella scuola sappiano, almeno leggano quel nome, si chiedano chi era, la casa dove ha vissuto, anche se poi sono passate generazioni, però non c'è un posto dove mettere il pensiero di lei, cioè non c'è una tomba, non c'è un posto dove uno può portare un fiore. Infatti il 5 agosto io in genere metto in acqua, metto in mare una corona di fiori per lei, no? Sì. Simbolicamente una sorta di omaggio che ogni anno le faccio per ricordarla, però vedi questi fiori che vanno nell'acqua portati dalla corrente verso l'orizzonte, eccetera, ma senza un luogo, cioè vanno, fluiscono. Poi è vero che la vita è tutto un fluire, che forse cristallizzare anche i luoghi può avere poco senso, però a me sarebbe piaciuto poter avere una tomba a Buenos Aires e poter andare a portarle un fiore, e questo non l'abbiamo, né per lei né per il figlio, che è anche stato ucciso, Jorge. Allora l'augurio viene dritto dalle parole di Foscolo, e prego anch'io nel tuo porto pace per la nostra Angela. Grazie Anna. Grazie a te, che ti ricordi sempre il 24 marzo di Angela Maria e di tutte le persone che hanno perso la vita per la libertà. Si fa quel che si può. Grazie ancora e ci risentiamo presto. Grazie, un saluto a tutti. Buona serata. Buona serata, cara. E allora, grazie alla nostra Anna Maria De Luca, si sono fatte le 18, 58 minuti e 24 secondi. È allucinante che ci siano ancora dei processi in corso, ma è altrettanto vero che c'è un dovere di giustizia verso le ingiustizie e gli abomini infami che sono stati commessi nel corso di questa dittatura, e come vedete anche l'Italia ha una parte, se non di responsabilità, quantomeno di indifferenza, e chi è indifferente davanti a certe cose diventa complice. Al 340 670 9659, e io ti ringrazio, non so chi tu sia, però firmati la prossima volta. Mi arriva qui la fotografia di una bellissima cover Rosa Rose, corso di lingua latina per chi l'ha studiata ieri e chi vuole studiarla oggi, a cura di Ezio Savino, editore Mursia. Ciao Antonino, grazie di esistere, grazie a te mi sono rimesso a studiare una lingua a me ostica, ora mi rimetto a studiare questa lingua straordinaria. Ma tu sei un mito, chiunque tu sia, io ti abbraccio forte, anche perché diciamo così, il Tommaseo diceva che il latino ha la levigata assolutezza dei modi di dire. Io dico che è una lingua che ti aiuta a ragionare, è una lingua che funziona come il Lego, tutta incastri. Se tu riesci a metterla assieme, tutta assieme, pezzetto, 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 alla fine diciamo che ci arrivi tranquillo, tranquillo, in fondo alla soluzione dell'enigma, e diciamo aiuta anche, come possiamo dire,
a ragionare. Ragionare. Non è vero che il latino è inutile. Il latino aiuta a pensare. E pensare è il reato più pericoloso che si possa commettere in questo mondo. Le 19, andiamo in pausa. Ci sentiamo Giorgio Gaslini, Le 5 giornate del 1973 e poi torniamo. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le 19, 3 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Avete ascoltato Giorgio Gaslini, questo è il tema delle 5 giornate, bellissimo film del 1973 che si occupa appunto delle 5 giornate di Milano dal 18 al 23 marzo del 1848 e fu questo grande afflato di patriottismo, desiderio di Italia Unita per scrollarsi di dosso l'austriaco occupante. Ma prima di ragionare delle 5 giornate, il nostro Vito Coviello, come sempre, ha mandato una poesia. È arrivata questa poesia sull'inverno, per cui Andrea, se sei pronto, mandala pure. Sentiamo stasera, Vito, che cosa ci ammannisce. Inverno. La tristezza d'inverno appare all'improvviso, confusa nella grigia nebbia. La tristezza d'inverno si veste di lunghi e scuri paltò vaganti, lungo i viali spogliati di tigli. La tristezza d'inverno si arrampica sulle nostre rocce, coperte di brina, e si fa strada nell'umido fango argilloso di queste campagne. La tristezza d'inverno si affaccia con sparse macchie scure
sui soffitti delle vecchie case di tufo. Poi scappa via e si diffonde nell'aria insieme al fumo nero dei camini. Oh, bellissima poesia, l'idea di questi paltò tremolanti che si aggirano nel freddo dell'inverno. Per fortuna, almeno fino a oggi è stata una giornata un po' così così. Se Dio vuole, questi giorni di primavera ci porteranno bel tempo e non poco calore, almeno fino alla fine del mese dovremmo avere delle temperature in netto rialzo, quindi la cosa ci aiuterà e non poco. Facciamo un recap sulle agenzie. Vi dicevo, l'Ucraina, attacco aereo russo su Sumi, 74 feriti, tra cui 13 bambini, colpite aree residenziali e infrastrutture, tra cui ospedali pediatrici. Vergogna, il presidente al villaggio agricoltura Mattarella, inaccettabili i dazi, lui ha la forza per contrastarli. Ancora, morta dopo una liposuzione, Simonetta Calfus in quel di Roma, deceduta per una grave sepsi. E poi colloqui di pace, speriamo che questa pace arrivi presto. A Riyadh, a porte chiuse tra USA e Russia, Trump vuole una tregua entro Pasqua. Allora, noi diamo, la BBC continua appunto a seguire la questione della protesta, delle proteste di strada in quel di Istanbul o Costantinopoli, se preferite ancora chiamarla col suo nome romano. Erdogan appunto condanna l'opposizione, dice che è stata l'opposizione ad aver provocato delle proteste, e questo lo dice al 6° giorno di manifestazioni nelle strade di Istanbul o Costantinopoli o Bisanzio, che dir voglia. Sì. Su questo giovedì avremo una voce autorevole e più che rispettabile informata sui fatti, che è quella di Marta Ottaviani, quindi avremo modo di ragionare anche di quello che sta succedendo al momento in Turchia, e voglio ringraziare Marta per la sua cortesia e disponibilità come sempre. Allora, perché parlavo delle 5 giornate? Perché a Milano, voi dovete sapere, adesso è il momento della grande città di Carla De Bernardi, che torna e furoreggia come ogni lunedì sera. A Milano c'è un bellissimo monumento in piazza appunto 5 giornate, e questo monumento racconta le 5 giornate di Milano, la lotta contro gli austriaci, contro Radetzky. Sotto il monumento c'è una cripta nella quale riposano i resti che nel 1895 sono stati traslati dall'ospedale Maggiore alla cripta sotto il monumento, cripta che accoglie quindi questi patrioti morti per l'Italia. Tra i vari personaggi implicati in questa vicenda c'è stato anche Alessandro Manzoni, un figlio gli venne preso come ostaggio da Radetzky. Insomma, diciamo che un pezzo di storia patria, quando si dice fare il 48, ecco appunto, è successo un 48 tra il 18 e il 23 marzo del 1848, e da questo tra l'altro c'è un'espressione italiana che non si usa più: essere della sesta o della sesta giornata, milanesi della sesta, che erano tutti quelli che spacciavano o millantavano una partecipazione alle 5 giornate di Milano. È un modo di dire per dire gente che millanta un credito che non ha assolutamente. Questi invece sono gli eroi veri. Il monumento sorge a piazza 5 giornate perché in quella parte di Milano che si chiamava Porta Tosa, poi Porta Vittoria, ci sono stati gli scontri più violenti. Carla De Bernardi, sapete che ha questa rubrica, La Grande Milano, ha anche questa newsletter Rinqueux del Corriere della Sera. Non è una parolaccia, non è un insulto, è un'espressione meneghina che, se non sbaglio, dovrebbe significare qui, correggetemi se sbaglio. Ma detto ciò, segnatevi, iscrivetevi alla sua newsletter che vi porta a spasso per Milano, una città che ha molto, ma molto da raccontare e molto da scoprire. Noi chiudiamo quindi con la grande città, dopodiché ci saluteremo con I Camaleonti, l'ora dell'amore del 1967.
Appuntamento domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, come sempre con Zoom. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano, non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, anche questa sera è tornata puntuale come non mai la nostra Carla De Bernardi con La Grande Città, una grande città che peraltro in queste giornate è, diciamo così, è tesa alla memoria di un grande momento storico che gli italiani sembrano aver dimenticato, ma che è un enorme monumento con una importante cripta ricorda loro. Sono le 5 giornate di Milano, per la precisione. È giusto? Esattamente. È giusto, e sarebbero, dunque, sono finite il 23, no? Sì. Cominciate il 18 e finite il 23 marzo, giusto? Sì. O il 24? Sì, mi sembra il 18, No, il 19, 21, 22, 23. Quindi siamo alla fine delle 5 giornate. Siamo alla fine delle 5 giornate che, come sappiamo, servivano a cacciare gli occupanti, che erano gli austriaci. E ci riuscirono per un breve periodo, perché poi alla fine delle 5 giornate quelli tornarono indietro, come forse tutti sanno. Poi ci fu di nuovo una dominazione austriaca e poi alla fine vennero definitivamente spediti e poi Milano entrò nell'Unità d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma oggi, dopo magari, se abbiamo ancora tempo, parliamo ancora delle 5 giornate. Certo. Anche perché ci sono delle cose curiose, per esempio il fatto che le 5 giornate iniziarono grazie a uno sciopero del fumo, perché il fumo, il tabacco, era una delle grandi entrate erariali degli austriaci e quindi si decise di scioperare, di non fumare più nulla. E quindi ci fu un giovane patriota che si chiamava Giovanni Cantoni, che era un mazziniano, che fece un volantino che si chiamava Ai giovani lombardi, spiegando che gli austriaci avrebbero perso ben 4 milioni e mezzo di lire, che non erano poche allora, e altre 700.000 perché c'era anche lo sciopero del gioco d'azzardo. E il giorno di Capodanno del 1848, quando comincia tutta questa avventura, gli uomini non fumavano in strada e strappavano dalla bocca di chi non era informato o non aveva aderito all'iniziativa, gli strappavano letteralmente il sigaro di bocca. A quel punto Radetzky, il caro Radetzky, ordinò ai suoi sbirri di fare il contrario, di mettersi a fumare palesemente, mettendosi anche in bocca 2 sigari insieme e di sbuffare in faccia ai ribelli. E lì scoppiò il casino. Ci furono 6 morti, 50 traferiti, vecchi, bambini, donne, e comunque l'ondata rivoluzionaria si era destata. Poi vediamo come continua e come andrà a finire. Venne fatto a Milano un monumento nella piazza 5 giornate, che è dove inizia Corso 22 marzo, tra Corso di Porta Vittoria e Corso 22 marzo, per chi è di Milano. E è la direttrice che porta a Linate, praticamente. Cioè, in fondo a 22 marzo, c'è poi, mi sembra si cambi nome in Viale Corsica, poi si stacca via Mecenate e lo stradone continua fino a Linate. Per fare questo monumento, il sindaco, che era il Belinzaghi, che l'ho già detto altre volte, ma lo ripeto, era detto gilet di jazz, perché era un conservatore un po' rigido, per cui lo prendevano tutti in giro dicendo che appunto che era ingessato, e come si chiama? Il sindaco fece una specie di cosa che noi oggi chiameremo crowdfunding, cioè fece una raccolta fondi pubblica
mi sembra che fece anche una lotteria, vendette biglietti della lotteria, eccetera, eccetera, e raccolse 186.077 lire che diede al Grandi. Il Grandi cominciò quest'opera colossale, gli ci vollero 14 anni per ultimarla e non la vide finita perché morì nel 1895, sempre in marzo, poverino, il 18 marzo, qualche mese prima dello svelamento. Fu completato da un suo allievo che si chiamava Antonio Forti, erano entrambi della Valganna, e il suo allievo incise i nomi dei defunti sul monumento, che era quello che mancava, e come si chiama? La statua fu inaugurata, era stata fusa dalla fornace dell'Acquabella, che era lì in zona Porta Vittoria. Adesso di fornaci attive a Milano, forni, non fornico, però quello si chiamava fornace Acquabella. I forni attivi a Milano, le fonderie, ecco, attive a Milano, c'è soltanto la Fonderia Artistica Battaglia, che io consiglio a tutti di andare a visitare perché è veramente un posto meraviglioso. Ed è in via Oslavia, a Lambrate. Lo cito nel mio libro La grande città, quando parlo di Lambrate. Allora, il Grandi, per fare quest'opera, prese delle modelle delle ragazze che conosceva e chiamò adesso, i nomi io li ho trovati sul web e credo che siano giusti, ma poi la certezza che siano esattamente questi non l'ho mai trovata, nel senso che sono andata poi a fare delle ulteriori ricerche, ma oltre a quello che ho trovato non c'era nulla. Comunque sembra che una si chiamasse Elisa Balcani, che lui definì grande e grossa. Poi c'era questa Ermanna Clerici, invece piccola e con un grande seno, la Chiarina ben proporzionata. Questo si legge in un epistolario tra l'autore e il committente, che era poi il sindaco, no? Queste 4 figure, allora, ci sono 4 figure femminili, poi c'è un leone, c'è un'aquila e ci sono e c'è un obelisco. Sotto c'è una cripta, la vedi? Vedi l'immagine della cripta tu stai mandando? Sì, nella eccola cripta qua. sono stati portati in tempi abbastanza recenti, no, allora in parte, adesso non mi ricordo in 2 fasi, se non ricordo male, furono portati i caduti delle 5 giornate, tutti i caduti delle 5 giornate, ci sono delle lapidi che li ricordano. La cripta è stata restaurata non molto tempo fa ed è visitabile. Io sono andata a visitarla, se no non avrei potuto fare le foto ovviamente, e è sotto la direzione della direttrice del Monumentale, che nei giorni scorsi credo proprio che abbia fatto una cerimonia per ricordare queste vittime delle 5 giornate. C'è vedi, una specie di lapide che si solleva, un cancello molto elaborato, e poi si scende, ci sono tutte queste pareti a graffiti, è un lungo corridoio che gira circolare, in cui tu ti avventuri e vedi le lapidi e sai che lì sono sepolti i morti di quei giorni. Vedi com'è questa grande lapide che si solleva? La cancellata e la balaustra sono già Liberty, anche se siamo un pochino prima no, siamo nel periodo in cui inizia il Liberty, la fine dell'Ottocento. Le donne che vengono rappresentate, quindi la Chiarina, eccetera, eccetera, rappresentano sia la vittoria, vedi, questa qui suona la campana per chiamare per radunare la gente perché si sollevino contro gli austriaci. Vedi, c'è una lunga treccia, poi ci sono altre 3 donne, mi sembra, c'è altre 2 o altre 3. Ecco, questa qui è una donna che si dispera per i defunti, per le vittime, e poi c'è un'altra donna che rappresenta la vittoria con in mano, credo, la bandiera. Vediamo se hai anche quella.
Dovrebbe esserci da qualche parte, ma credo di no. Comunque c'è anche quella, e in questa foto invece si vede il famoso leone, eccolo qua in alto. Ecco, il Lo si leone, è vede in interessante alto, la storia eccolo del qui. leone, Leone perché il micione. leone, Eccolo qua il micione, il leone. il leone, e poi c'è l'aquila. L'aquila rappresenta la vittoria, ma anche la vittoria che non solo è rappresentata, ma va in giro per l'Italia volando a dare la buona novella che gli austriaci sono stati cacciati. In verità poi, come ti dico, loro tornarono. Il leone si chiamava Borleo, Leone Borleo. E sul Leone Borleo c'è una storia divertente, perché allora lui prende un leone e se lo fa arrivare dallo zoo di Amburgo e lo mette in una gabbia, perché lui voleva ritrarre il leone incavolato, no? Sì. Voleva il leone arrabbiato. E invece il leone Borleo era un pacioccone e non si arrabbiava assolutamente. E allora a un certo punto dice la leggenda che un assistente di Grandi, forse proprio quell'Antonio Forti che poi completerà le incisioni, fece un clistere al leone. Il leone si arrabbiò moltissimo e Grandi poté fare degli schizzi in cui il leone era inferocito e poi fare la scultura del leone Borleo. Lì però non sembra tanto arrabbiato il leone in questa foto, vedi? No. Sembra abbastanza tranquillo. Non mi ricordo se, scusa, mi fai vedere se c'è una foto di tutta, credo di sì, perché le foto le ho fatte io, di tutta il monumento, perché Aspetta il un attimo, monumento ha un perché grande obelisco poi. aspetta perché devo vedere se riusciamo Se l'hai a tirarlo trovata. giù. No, Vedi che ci sono, perché sono vedi che due ci sono delle partite di corone di foto. alloro, scusa, delle corone di alloro nuove, perché Sì. appunto tutti gli anni, da qualche anno, si fa questa commemorazione, si apre la cripta, si può andarla a visitare e, e- e anche quest'anno è stato così. Carla, ma diciamo così, però mi spiace constatare che non c'è molta, come possiamo dire, molta passione oggi per queste 5 giornate. Non vedo No. molta partecipazione, cioè alla fine è una lotta che è stata dei milanesi contro gli austriaci. È molto bella la lapide che c'è nella cripta quando si legge i patrioti di tutta Italia, quindi Milano-Italia, ci mancherebbe pure. Ecco, in un'epoca in cui abbiamo i neoborbonici, tutta questa gente qua, ma per quale motivo non si sente più invece e non si rianima più il mito del 48, se vogliamo? Secondo te? No, perché è diventato quasi una parolaccia parlare di patria e di patriottismo. Vieni immediatamente spostato in una categoria diversa di fanatico estremista. Quando Ho invece capito, ma questi non erano né fascisti né altro, erano patrioti che volevano l'Italia unita. Lo so, ma tu non devi spiegarlo a me che la penso esattamente come te, dovresti spiegarlo a quelli che appena parli di patria Sì. insorgono e ti danno del nazionalista, del populista, se non del fascista. Guarda cosa è successo, scusami, adesso faccio una divagazione, con la storia del manifesto di Ventotene. Sì. No? Cioè, sono insorti le persone che fanno parte dello schieramento ideologico e politico di cui faceva parte sicuramente Altiero Spinelli, molto meno Ernesto Rossi, l'altro firmatario, e Colorni, che poi morì ucciso dai nazisti o dai fascisti, ma era un comunista, era un trotskista, quindi ha fatto un manifesto comunista trotskista nel 41 al confino, di cui anche lui poi fece una critica e si pentì, ma non lo modificò mai. Di recente è stato preso come il manifesto dell'europeismo, perché io me li vedo questi qui, scusami se dico così, spero che nessuno si arrabbi, che hanno carenza di idee
e che siccome la Costituzione l'hanno sventolata abbastanza e Bella Ciao l'hanno intonata anche troppo, si mettono lì e dicono cosa possiamo tirare fuori come simbolo, emblema della bontà delle nostre idee politiche, democratiche, eccetera. Uno viene in mente il manifesto di Ventotene, che secondo me non vanno a leggere, perché se lo vai a leggere, e io l'ho letto quando ero giovane, perché quando ero giovane leggevo di tutto, e di più, di robe di quel genere lì, dice esattamente quello che poi la Meloni ha letto in Parlamento, quindi dei concetti illiberali, dei concetti dispotici, dei concetti che non rispettano il popolo e la sua volontà. Quindi dovevano impacchettare il manifesto di Ventotene e dire scusate, ci siamo sbagliati. E invece no, hanno cominciato a dire poveracci, erano al confino. Verissimo, erano al confino, non erano 3 amici al bar, erano al confino, avevano un sacco di limitazioni e erano delle persone con delle idee, soprattutto Spinelli, estreme. E queste le mettono nel loro manifesto, che non è attuale, che non è spendibile. E loro l'hanno speso senza accorgersi di, scusami la brutta espressione, di pestare una cosa brutta di cane. Dopodiché dovevano dire, scusate, a rimortis, va bene, Spinelli stesso ci ha ripensato, quindi siamo d'accordo anche noi che non va sbandierato come manifesto per la fondazione dell'Europa, soprattutto in questo momento che c'è tutto il dibattito sulla guerra e il riarmo. Invece no, hanno cominciato a piagnucolare sul fatto che quelli erano al confino, legittimo, perché poveracci erano al confine, non è una bella cosa, e hanno insistito, accusando la controparte, che non è l'opposizione, perché l'opposizione sono loro, di insulti, come si dice, di infangare la memoria, cosa che non è successa assolutamente. Si è semplicemente detto che quel manifesto contiene delle cose che non sono spendibili, punto. Ecco, questo per dire cosa? Per dire che se tu usi nella tua vita, fai ricorso a categorie come la patria, il patriottismo, eccetera, immediatamente vieni sistemato in una categoria ideologica. Sì. E questo è il grande male, a mio parere, di questi tempi, che si finisce sempre nella contrapposizione ideologica. Cioè se io e te teniamo per 2 squadre diverse, io per l'Inter e tu per... Io la Juventus, ma in realtà la Vibonese, la nuova Vibonese. Comunque. Ecco, ma se io e te teniamo, io per l'Inter, diciamo, e un altro per il Milan, possiamo discutere su una partita, su un derby, su come si giocano le 2 squadre e discutere su quello. Oppure possiamo discutere sul fatto che io sono interista e tu milanista, quindi io sono più bravo di te, più buono di te, più furbo di te, e tu sei un cretino perché non tieni per la mia stessa squadra. Quindi o si litiga sul contenuto, si discute del contenuto e quello è sempre molto produttivo, discutere di qualcosa, oppure ci scontriamo perché è una guerra di relazione fra me e te per primeggiare. Ecco, questo è quello che succede ormai in politica. Guerre per primeggiare, non c'è più uno scambio sui contenuti. E quindi il manifesto è diventato pomo della discordia e quindi non puoi dire la patria, il patriottismo, che l'inno di Mameli è diventato una roba che non puoi cantare perché o canti Bella Ciao o se canti l'inno di Mameli sei un pericoloso reazionario. Invece le 5 giornate di Milano sono state una cosa straordinaria, straordinaria. E lo dimostra questo monumento che per fortuna è stato restaurato, per fortuna viene aperto tutti gli anni, gli si fa omaggio, gli si portano le colonne di alloro e si ricorda questo straordinario episodio di eroismo, perché fu un episodio di eroismo, anche se finì male, finì in 5 giorni, perché appunto si creò un governo provvisorio, gli austriaci vennero cacciati, Radetzky si ritirò nelle fortezze del Quadrilatero, no? Come si chiamavano? Aspetta, adesso te lo dico perché me ne sono... Mantova, Verona, Peschiera. Verona, Peschiera... e ne manca una che non mi ricordo più. Legnago e la quarta non me la ricordo.
Mantova, Verona, Peschiera e Legnago. Mantova, Verona, Peschiera e Legnago. Tra l'altro quando fuggì con un carro uscendo da Porta Romana, portò con sé un gruppetto di ragazzi che erano stati arrestati in piazza, tra cui il figlio di Alessandro Manzoni. Figlio di Alessandro Manzoni e della sua prima moglie, sì, che già non era in buoni rapporti con il padre per 1000 motivi, ma soprattutto perché era un giocatore di carte, perdeva molti soldi alle carte. Manzoni da giovane era stato anche lui un giocatore, quindi come tutti i pentiti era ferocissimo e non voleva rivedere quel vizio che aveva combattuto e vinto nel figlio. Il figlio viene portato via da Radetzky, poi viene portato in Austria e in Austria si indebita perché riesce non so se in prigione o dove, non so come vivesse, era in esilio in Austria, era stato portato là e si indebita tantissimo. E quando torna a Milano il padre non lo vuole vedere, non lo vedrà mai più, anche perché lui nel frattempo sposa una ballerina di Como che al padre non piaceva e di conseguenza non si videro mai più. Sì, era figlio della prima moglie Enrichetta Blondel. Prima fu portato a Crema e poi in Tirolo a Kufstein e lì appunto poi lo spostarono a Vienna e perse un sacco di soldi. Sì. Vediamo se avevo segnato, scusami, sì, anche il nome della ballerina comasca, perché questa storia io la racconto tutta nella mia storia di Milano, no? La ballerina comasca si chiamava Erminia Catena, ecco. Allora, ci furono tantissimi caduti durante le 5 giornate, poi c'è la famosa questione, te lo ricordi, del vai a Baggio a suonar l'organ, perché sì, mi ricordo. I martinit vennero usati come staffette, perché siccome erano piccoli e veloci, si infilavano tra le gambe degli austriaci e quindi venivano usati come staffette. Si creò a un certo punto un governo provvisorio che mi sembra fosse guidato da Gabrio Casati, con segretario Cesare Correnti. Tra l'altro, un'altra cosa divertente è che a Turro c'è una piazza governo provvisorio, e questo lo racconto nell'altro mio libro, La Grande Milano, perché si disse che il governo provvisorio si era costituito in questo edificio a Turro, dove c'è appunto questa piazza governo provvisorio, c'è anche una bella cascina lì, è una bella piazza con tanti bar, con gli ombrelloni, molto carina, però sembra che sia una leggenda e che in realtà non si siano mai spostati dal centro di Milano perché erano, come dire, più comodi in Corso Monforte. E quindi le 5 giornate poi finirono miseramente e la rivoluzione finì perché intanto c'era una contrapposizione tra il governo provvisorio di Casati e Correnti, scusami, Cesare Correnti e Carlo Cattaneo, che invece voleva estendere la rivoluzione a tutta la penisola, sperava di fare una rivoluzione globale, mentre i primi erano un po' più cauti e volevano che i piemontesi annettessero la Lombardia, perché lì allora c'era questo fatto, no? I piemontesi dovevano annettere la Lombardia, mentre gli altri volevano che ci fosse appunto, erano già pronti a fare l'unità d'Italia, ma l'unità d'Italia non era ancora pronta. I moderati di Gabrio Casati e di Correnti ebbero la meglio e poi arrivò, aspetta, se mi ricordo bene la storia, arrivò a Milano il sovrano Carlo Alberto di Savoia, che firmò un armistizio, no? Firmò un armistizio e aspetta, si firmò un armistizio, mi sembra l'armistizio di, aspetta che non me lo ricordo, di porco cane, vabbè, non importa. Un'altra cosa divertente delle 5 giornate è che a un certo punto, ma ormai in aprile, arrivò a Milano la principessa Cristina di Belgioioso,
Cristiana di Belgioioso, che era una Trivulzio, era figlia di Gian Giacomo Trivulzio, da cui la Biblioteca Trivulziana, il Museo Pol di Pezzoli, eccetera, grandi istituzioni milanesi. La principessa Cristina di Belgioioso, sposata a Belgioioso, che poi si era separata dal Belgioioso, arrivò a Milano perché aveva creato, era ricca, era nobile, aveva un sacco di possibilità e aveva creato un esercito personale. E quindi arrivò da Napoli, dove aveva formato questo piccolo esercito, arrivò a Genova e sbarcò in sella a un cavallo bianco e si diresse a Milano alla testa di 200 uomini. E purtroppo però non aveva saputo che nel frattempo le 5 giornate erano finite e erano tornati gli austriaci, e quindi non riuscì nel suo intento di dare una mano alla rivoluzione. Tra l'altro a Milano le hanno dedicato una statua. Tu sai che a Milano ci sono circa 170, 150, 160 statue di uomini, e di donne ce ne sono pochissime, Sì. tra cui le ultime 2 che hanno fatto, una è Margherita Hack, che guarda il cielo, ed è in Largo Richini davanti alla Statale, e a mio parere non è bella neanche un po' come monumento. E poi in piazza Belgioioso, dove c'è il Palazzo Belgioioso, di fronte a Casa Manzoni, una piazza bellissima di Milano, perché hai Casa Manzoni con tutte le sue decorazioni in cotto, e di fronte il Palazzo Belgioioso, che è un palazzo antico settecentesco. In quella piazza lì, che non è aperta alle macchine, hanno messo una bellissima statua, quella mi piace, di Cristina Belgioioso con un grande abito, seduta su una specie di sgabello, e quindi un omaggio a lei, e speriamo che facciano anche altre statue di donne, perché c'è veramente una preponderanza di uomini. E quindi così la principessa Belgioioso poi si diede a fare altre cose, poi andò a Parigi, dove frequentava i salotti intellettuali, anzi lei aveva un salotto parigino dove riceveva gli intellettuali, pare fosse molto affascinante, tutti si innamoravano di lei. Poi ha avuto ancora altre avventure, ed è un personaggio molto intrigante, su cui c'è anche una bella biografia di Raffaello Barbiera. È un personaggio da conoscere. E comunque, allora, sulle 5 giornate ti posso dire ancora un'altra cosa interessante. Sì. Che un poeta, medico e poeta, che si chiamava Giovanni Raiberti, scrisse in dialetto delle poesie su questi 5 giorni. Questi 5 giorni dove in verità c'era una lotta impari, era una specie di Davide e Golia, perché erano, come dire, i rivoluzionari erano gente del popolo. E allora il Raiberti scrive, te lo devo per forza leggere: «L'està da quel momento che començà una guerra desperada d'un popolo disarmà contro un'armada, roba che fa spavento, i chop contro i baston, i sas contro i cannon». Quindi Davide e Golia. E poi scrive ancora il Raiberti: «Beate, a proposito dei Martinite, beati es manios de fa servizi e de mette la pel come se sia, lor su e giò per i strad a portà intorno a vis e in pede barricad a fa segne che rivaven i nemis». Hai capito cosa dice? Cioè, Un po' meno. su e giù a portare avvisi, su e giù per i strade a portare avvisi, e in piedi sulle barricate a far segno che arrivavano i nemici, perché questi poi salivano anche sui tetti. Tra l'altro proprio come si chiama, il centro astronomico, l'osservatorio astronomico di Brera, andarono su degli astronomi per vedere poi il nemico che si avvicinava. Quindi si mobilitò tutta la città, però come dice appunto il Raiberti, era un popolo disarmato contro un'armata, roba da far spavento, i fucili contro i bastoni, i sassi contro i cannoni. E infatti finirono le 5 giornate, anche se furono erette 1600 barricate, e quindi non era una roba da poco, però finirono così. E gli austriaci rimasero ancora più di 10 anni, perché poi l'ultima guerra
liberazione dagli austriaci è quella che si conclude poi nel 59, no? Certo, la seconda guerra di indipendenza. Esatto. Senti, Sì. Carla, allora, intanto molto bello aver ricordato ancora una volta questo momento di patriottismo. Detto ciò, veniamo ai giorni nostri. Come è andato in questa settimana? Bene, è andato bene perché ho pubblicato, per l'appunto, a proposito di patriottismo, ho pubblicato la foto di questa prima medaglia d'oro della Grande Guerra milanese, un signore che si chiama Carlo Bazzi, e anche quello c'è su Facebook, e purtroppo adesso mandartelo non facciamo in tempo perché è veramente un'opera bellissima. E lui è sdraiato, è un soldato sdraiato. Le opere funebri, i monumenti funebri dove il defunto è riprodotto, insomma è ritratto ed è sdraiato, si chiamano i gisons, perché viene dal francese, vuol dire colui o colei che giace. E quello di Carlo Bazzi è un gison, ma è bellissimo perché c'è il soldato Bazzi che ha ai piedi gli scarponi della Prima Guerra Mondiale, sai quelle specie scarponi con cui questi disgraziati sono partiti Sì, per quelli il fronte, chiodati. che erano delle cose di una scomodità, probabilmente gli tenevano anche un freddo tremendo. Le gambe sono fasciate come quelle dei soldati della Prima Guerra Mondiale, ma lui ha poi una specie di cuffia che è quella che si tenevano invece i guerrieri medievali sotto il casco, lì, come si chiama, il copricapo medievale di ferro, sai che sotto aveva una rete di ferro, quindi lui ha questa rete di ferro, poi ha un collo di una divisa che sembra appunto molto antico e sopra di lui c'è uno spadone gigantesco con una bella impugnatura, e poi c'è rappresentata una vittoria alata su questo spadone. Lo spadone gli arriva quasi fino ai piedi, quindi è un guerriero medievale con però dettagli dei guerrieri della Prima Guerra Mondiale, le fasce e le scarpe. E lui giace su il Gison, su un materassino da campo che si arrotola per formare un cuscino, e da un lato di questo materassino da campo, il lato sinistro, si trasforma in una grande, grottesca immagine della morte, della guerra, cioè di tutte queste cose spaventose. Quindi c'è questa maschera con la bocca e gli occhi a fessura, un ghigno diabolico, e è il materasso da campo che rappresenta, contiene questa rappresentazione. Tra l'altro l'autore, che si chiama Armando Violi, è un autore di cui tutti noi a Milano e chi arriva a Milano e parte da Milano in treno abbiamo sotto gli occhi un suo capolavoro, perché è l'autore dei 2 Pegaso alati giganteschi che ci sono sulla stazione centrale. E questo Armando Violi, abbiamo ancora 5 minuti, era di Reggio Emilia, e lui si racconta sempre la leggenda, perché sai che poi nella storia si intrecciano sempre cose vere e cose di fantasia, no? E delle volte separare la storia dalla leggenda non è così facile. Il signor Armando Violi doveva sposare una fanciulla a Reggio Emilia, ma la abbandona sull'altare. Quando è il momento di dire sì, e lui scappa e viene rincorso da 2 fratelli energumeni della fanciulla, che non gli va bene che la sorellina sia stata abbandonata in lacrime sull'altare, e si mettono a corrergli dietro. Lui corre e dove va? Va in stazione perché deve sottrarsi all'inseguimento. E passa un treno e lui salta sul treno. Dice: dovunque vada questo treno, per me va bene. Questa, ti dico, è un po' leggenda. E il treno veniva a Milano. E quindi lui arriva a Milano e va a bottega da un scultore e piano piano diventa bravissimo, diventa un grandissimo scultore. Si dice che girasse, sempre leggenda, con una scimmietta sulla spalla, e che gli piaceva da morire fare gli scherzi e mangiare.
C'era un altro artista molto bravo che si chiamava Adolfo Viltica, lui gli stava sulle scatole e sembra che si divertisse andarlo a stuzzicare facendogli delle puzzette in faccia. Ma soprattutto amava molto mangiare, tant'è che a 48 anni, quindi molto giovane, o 46, fa una mangiata esagerata, gli viene un'indigestione tremenda e il poverino muore. Forse Però, si fa venire un infarto da quanto aveva beh, mangiato. Al Monumentale ci sono più di 20 opere sue, una più bella dell'altra. bella. E questo Gison, questo Carlo Bazzi, è tra le più belle. Molto bene. Allora, Carla, grazie del tuo tempo. E lunedì prossimo cosa ci anticipi? Lunedì prossimo sarà, che giorno sarà? Sarà il 20, Il 31 marzo. il 31 marzo. Non lo so, devo andare a vedere, sai che io vado sempre a vedere Va che bene. cosa offre il calendario. E se il calendario non ci offre niente, Antonino, inventeremo qualcosa. Molto bene. Allora, grazie come sempre e ci rivediamo presto. Grazie a te, un bacione. A te. Avete ascoltato